Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Un ragazzo di 17 anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto a Pachino, nel Siracusano, la notte scorsa. Secondo le prime informazioni fornite dalla polizia municipale, il giovane avrebbe perso il controllo del proprio scooter per motivi ancora da accertare, causando una caduta che gli ha procurato gravi lesioni. Le autorità hanno inoltre avviato un'indagine per scoprire la dinamica dell'incidente. Brutale aggressione la notte scorsa a Palermo. Il protagonista del dramma è un agente di polizia in borghese che è stato ferito in via Roma da un giovane di 27 anni. Il poliziotto si trovava in compagnia di un collega quando, dopo aver concluso il servizio di controllo nell'ambito della Movida in piazza Sant'Anna, si stava avviando verso la propria macchina. È stato in quell'occasione che il 27enne sarebbe entrato in azione, probabilmente da ubriaco. Un centro scommessi a Palermo è entrato nel mirino di un gruppo di ladri che avrebbe mandato in frantumi la vetrina del Goldbet situata in via Torretto a Sferracavallo. I malviventi hanno preso i soldi che si trovavano nella cassa, ma non si sono limitati a questo. Hanno anche portato via il denaro dalle slot machine dei distributori di merendine, bibite e caffè. Nel parco archeologico di Marsala sono stati commessi atti vandalici che hanno causato danni a un'importante area. La direzione del parco ha comunicato la notizia tramite il post Facebook e ha deciso di chiudere 2 dei 3 ingressi all'area archeologica, quelli non vigilati dal personale, sul lato di Piazza della Vittoria e sul lato opposto del Ferro di Cavallo. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 12.